Austria, spiagge del litorale veneziano da oggi avranno un collegamento diretto e preferenziale. Un accordo ATVO, il servizio di trasporto pubblico veneto orientale e le ferrovie pubbliche austriache OBB garantirà dal 16 giugno al 31 agosto dei collegamenti diretti. Il cliente si può comprare direttamente il biglietto in Austria, la partenza, già direttamente per la destinazione, per cui l'austriaco può viaggiare tranquillamente in partenza da Innsbruck, da Vienna, da Klagenfurt, arriva a Venezia, cambia treno, bus e appunto parte direttamente con la coincidenza con la ATV a Jesolo. Ad aspettare i turisti un pullman tutto nuovo a loro dedicato e che farà da apripista per il cambiamento dell'intera flotta. ATVO non è nuova, questo tipo di sinergie già operativi sono gli accordi con le maggiori compagnie aeree low cost. Obiettivo, manco a dirlo in questo caso, attrarre quella fetta di turismo d'Oltalpe che nel passato la cattiva pubblicità aveva cercato di allontanare. Devo dire che poi diventa il più grande biglietto da visita per quanto riguarda la promozione delle nostre zone turistiche verso l'Austria e verso la Germania, perché un turista che torna a casa contento, che ha avuto i servizi nel dovuto modo, eccetera, eccetera, credo sia la più grande promozione che noi possiamo fare. Da parte loro le ferrovie austriache e tedesche hanno già avviato un'importante campagna informativa sull'opportunità di raggiungere in treno e poi con ATVO il litorale jesolano. Soddisfatte anche le località balneari, da Jesolo in primis, ma anche Eraclea e Cavallino Treporti. Il nostro bacino di utenti e di clienti austriaci e tedeschi saranno soddisfatti sicuramente dal servizio e da questa collaborazione tra OBB e ATVO e su questo noi ci inseriremo come operatori anche. Mentre il turismo interno delle famiglie italiane scende, quello straniero continua a crescere e accordi come questo non fanno altro che incentivarlo, come ci spiega l'assessore al turismo di Cavallino Treporti, Elisa Scarpa. È molto importante mantenere questi rapporti, a maggior ragione con trasporti di questo genere, e mantenerli quindi e farli crescere nella maniera più positiva.